tornano a salire i contagi in Calabria, 232 in un giorno, 5 i decessi. I rientri in Calabria continuano a ritmo sostenuto ma non ci sono controlli, autobus pieni ma in pochi si sottopongono al tampone. Il questore di Cosenza annuncia rigore massimo nei giorni da zona rossa, saremo rigidissimi considerato che si tratta della salute di tutti, multe da 400 a 1000 euro. La denuncia della presidente dell'associazione Senza Nodi Donne Insieme, Nadia Donato, nell'ospedale di Lamezia, la situazione è difficile. Buonasera dalla redazione del TG10, in primo piano l'aggiornamento sul coronavirus con il consueto bollettino della Regione. In Calabria risalgono i contagi, oggi sono 232. Sono 232 i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Calabria su 2.845 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono in totale 21.493, quelle negative 381.154. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati al Dipartimento Tutela della Salute della Regione. Il Regino è l'area dove si registrano più contagi. Nel dettaglio, i casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 29, Catanzaro 29, Crotone 2, Vibo 6, Reggio Calabria 166. Diminuiscono i ricoveri in reparto, oggi sono 292 mentre sono 23 i degenti in terapia intensiva. In un giorno 5 i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 434. E sono 119 i sanitari che saranno vaccinati tra Catanzaro e Cosenza nel V-Day del 27 dicembre. A Catanzaro i primi a sottoporsi al nuovo vaccino saranno 11 infermieri del Policlinico Universitario Mater Domini e 28 dell'ospedale Pugliese. A Cosenza invece saranno 80 le dosi che saranno inoculate a medici e infermieri dell'ospedale Annunziata e dell'azienda sanitaria, con priorità per coloro che lavorano nei reparti Covid. Intanto in Calabria i rientri continuano a ritmo sostenuto, ma non ci sono controlli, autobus pieni, ma in pochi si sottopongono al tampone. Fece molto discutere a marzo l'assalto ai treni poco prima che il primo DPCM del Premier Conte dichiarò l'Italia in lockdown. Ebbene, seppure con diverse modalità, registriamo un simile scenario. Biglietti di treni ed autobus per il sud vanno a ruba. Molte corse, infatti, nella settimana prima di Natale erano già sold out. Sono un paio di giorni che stanno arrivando un sacco di persone, pullman sono pieni. Arrivano e vanno anche all'aeroporto per partire, quindi sono pieni i pullman. Sono 2 o 3 giorni che sono pieni. Ci sono i giusti controlli secondo te per i mezzi di trasporto? Secondo me no, non sono sufficienti. Non ti senti sicuro sul lavoro? Assolutamente no. Il Viminale ha annunciato controlli a tappeto negli aeroporti e nelle maggiori stazioni italiane per evitare il temuto ritorno al sud senza regole in vista del Natale in tempi di pandemia. Ma sembra che nella realtà di tutti i giorni tali misure non siano attuate e sia per chi arriva che per chi parte il tampone sia un vero e proprio optional. Non arrivano, nessun controllo e vanno via. Scendono dall'autobus e vanno via. Quindi non c'è un monitoraggio su questa situazione, sulla situazione Covid? No, nessun monitoraggio, purtroppo. E se sono tanti gli studenti e i lavoratori fuori sede che resteranno al nord, lontani da casa, per tutelare i genitori e nonni e per evitare di portare in giro per l'Italia il virus, c'è chi invece nella solitudine di una casa vuota proprio non riesce a stare e decide di scendere al sud, tant'è che una delle tratte sold out è proprio quella per la Calabria. Da ieri sera si stanno muovendo di più. Sicuro no, perché faccio biglietti, soldi, sicuro. Non è tanto tranquillo, si fa il possibile. Il questore di Cosenza annuncia rigore massimo nei giorni da zona rossa. Saremo rigidissimi, dice, considerato che si tratta della salute di tutti. Le multe vanno da 400 a 1000 euro. Un incontro con la stampa, come è consuetudine, per uno scambio di auguri, ma il questore di Cosenza quest'anno ha voluto anche lanciare un appello alla popolazione, soprattutto ai più giovani. È un Natale molto particolare, sono stati prestabiliti dei controlli molto serrati, quindi diciamo che cercheremo di attuare totalmente quanto disposto sia nel decreto del Presidente del Consiglio e sia dalle nostre circolari ministeriali. Ci
Facciamo appello veramente alla cittadinanza, perché abbiamo potuto notare che in questo periodo ci sono avuti casi in cui non sono state osservate proprio pedissequamente le disposizioni, molti assembramenti che siamo stati costretti a sciogliere e a intervenire quindi nell'emergenza. Facciamo veramente appello alla cittadinanza affinché si osservino le regole, perché possa essere un Natale di tranquillità quantomeno e non poi precipitare in un baratro dopo le feste. Gli esercenti commerciali devono capire che ci sono delle regole che vanno osservate. A noi dispiace anche ogni volta che si deve intervenire, perché sappiamo e ci rendiamo conto delle difficoltà economiche che negli ultimi periodi si sono verificate a causa dell'epidemia, però ci sono regole e le regole vanno rispettate. Il questore di Cosenza ha anche ringraziato le altre forze di polizia e l'esercito per l'aiuto prestato nei controlli. La polizia non è però solo controlli. Quest'anno abbiamo cercato anche come Polizia di Stato di venire incontro anche a chi ha bisogno, quindi ci siamo impegnati anche nel campo della beneficenza, quindi qui cercando di bilanciare da una parte l'intervento di polizia in quanto polizia, dall'altro la polizia nella fascia sociale, nella sfera sociale. E quindi auguro a tutti buon Natale e soprattutto di fare delle feste con la testa, usando la testa. Contagi tra i sanitari in prima linea nella lotta al virus, 5 infermieri positivi alla Lamezia, contagiato anche il presidente dell'Ordine degli Infermieri della provincia di Cosenza. Preoccupano i casi di contagio tra gli operatori sanitari. Alla Lamezia Terme 5 infermieri positivi nel reparto Covid, ma da nord a sud della Calabria medici, infermieri e OSS in prima linea nella lotta al virus e al rischio contagio. Positivo al Covid anche il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Cosenza, Fausto Sposato. Io sono a casa dal 30 di novembre. Abbiamo fatto l'ultimo tampone ieri, è ancora positivo, quindi sono passati 21 giorni. Diciamo, da un punto di vista normativo potrei anche uscire da casa, ma non lo faccio per una questione di rispetto verso gli altri. Come si contrae il virus? Beh, questa è una bella domanda alla quale è difficile dare risposte, perché tutti siamo stati attenti, però purtroppo è una diffusione un pochino anomala, ci sono molti asintomatici, ma ancora le regole non vengono rispettate del tutto. L'invito che faccio è quello di rispettare le regole, di tenere la mascherina, perché sono questi i rimedi, lavarsi spesso le mani, tenere la distanza di sicurezza, sono questi i rimedi che servono in questo momento. Ma quanti sono gli infermieri contagiati nel Cosentino? Penso che abbiamo superato il centinaio di unità, perché io sono di Acri, solo nell'ospedale di Acri abbiamo una decina di operatori positivi negli ultimi giorni, e in un ospedale piccolo questa è una percentuale che poi si può ripercuotere e riprodurre anche su scala più grande, però ce ne sono a Cosenza tantissime, non sono solo infermieri, sono operatori, medici, tecnici che lavorano tantissimo, e questo bisogna anche riconoscerlo, così come in tutti gli ospedali della provincia. Il problema qual è? Che già c'è un sistema al collasso, se non vengono protetti gli operatori. Io ho detto una cosa all'inizio pandemia: un'azienda che non tutela i propri dipendenti è un'azienda destinata a fallire, un'azienda che non investe in risorse sul personale e anche nelle strutture, perché noi oggi paghiamo l'assenza di percorsi dedicati, perché le nostre strutture sono vecchissime e non sono mai state oggetto di progetti e percorsi di ristrutturazione. Bisogna ragionare un attimino. La prevenzione, lo dice la parola stessa, prevenire è quello che potrebbe succedere. Ed è positivo al Covid anche il vescovo di Cassano, Monsignor Francesco Savino. Il presule è a casa con sintomi lievi. È risultato positivo al coronavirus il vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino. Questa mattina ha effettuato un tampone rapido insieme al suo segretario e il suo autista. Tutti e tre sono risultati positivi. È stato lo stesso presule a comunicarlo ai fedeli. Stiamo bene, solo un po' raffreddati, ha detto. Savino si è subito posto insieme ai suoi collaboratori più stretti in isolamento fiduciario in attesa di eseguire il tampone molecolare. La comunicazione ai sacerdoti della diocesi è stata diramata anche per riuscire a tracciare la potenziale diffusione del virus, visto che il presule giovedì scorso aveva presieduto il ritiro del clero, e anche per informare coloro che negli ultimi giorni avessero avuto udienze particolari con il vescovo. Chi ha avuto contatti con noi, scrive Monsignor Savino, chieda al medico di base come comportarsi. La task force dell'ASP di Cosenza intanto ha avviato le verifiche per il tracciamento. Vi chiedo di pregare per noi e vi aggiornerò sulla situazione quotidianamente, ha concluso Monsignor Savino.
Adesso la denuncia della presidente dell'associazione Senza Nodi Donne Insieme, Nadia Donato, nell'ospedale di Lamezia, dice la situazione è difficile. L'ospedale di Lamezia Terme è una situazione emblematica per come viene gestita la sanità in Calabria, quindi la gravità che oggi si è verificata per la carenza di personale nel reparto di medicina Covid all'interno di un ospedale che sta nel cuore della Calabria è una situazione gravissima. 6 infermieri infettati dal Covid e un medico che ha avuto un infarto e crediamo non sia nemmeno una situazione fisiologica. Ci sono solo 3 infettivologi, lavorano benissimo e tantissimo e uno di questi purtroppo oggi è ricoverato in ospedale. E allora che cosa sta succedendo? Già nei giorni scorsi anche il responsabile del reparto Mancuso aveva denunciato questa carenza di personale. Noi lo facciamo ormai da tantissimo tempo. Che cosa si aspetta per dare risposte a chi ha bisogno, per dare sicurezza a chi lavora all'interno dell'ospedale e certezza di cura a chi a questo ospedale si deve rivolgere? Ma insomma, dove dobbiamo arrivare? Dobbiamo arrivare ad avere qualcosa che non ha più ritorno, come una morte, per poter essere ascoltati. Il personale alla Lamezia, come in tutta la Calabria, va mandato adesso, non quando l'emergenza è finita, e deve essere qualcosa di definitivo, non soltanto temporaneo. Bisogna dare risposte ai bisogni dei cittadini. Non possiamo ancora aspettare. 100 milioni di euro per rivitalizzare i borghi calabresi, pubblicata dalla Regione la graduatoria con gli importi destinati ai comuni. Sono 73 i borghi calabresi, quella che vi mostriamo è la graduatoria redatta dalla Regione Calabria in cui arriveranno i finanziamenti 100 milioni di euro per la valorizzazione dei centri storici di quei paesi che il tempo ha svuotato. La parte vecchia di ogni piccolo centro abitato è stato, anzi è, radici e ali per famiglie che nel tempo hanno lasciato i vicoli, il vicinato, un mondo in bianco e nero vivo nei ricordi per rincorrere lavoro, comodità, affetti, la vita che cambia e stravolge i luoghi. Così la nostra terra, povera di lavoro, è stata abbandonata, memoria che oggi si trasforma in opportunità per le identità, il brand, per dirlo con un linguaggio moderno, che quelle case abbracciate le une alle altre, incastonate tra monti e colline, hanno, nonostante tutto, custodito per le opere d'arte e la cultura da scoprire passeggiando nel passato che diventa futuro. Dal punto di vista burocratico, la graduatoria è definitiva. Si aprirà ora la fase dei controlli preparatori alla sottoscrizione delle convenzioni, poi il via, dice il presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì, ai cantieri, ai lavori, riportare l'economia, il rumore degli operai e i ponteggi, i luoghi fantasma, far respirare un nuovo stile di vita che narra di sostenibilità e lentezza, al contempo di un sogno che sembra a portata di mano, quello dello sviluppo di territori dimenticati. A Cosenza la conferenza stampa di fine anno del sindaco Occhiuto, che ha tra l'altro annunciato l'intitolazione del Parco del Benessere a Iole Santelli. La conferenza stampa di fine anno del sindaco Mario Occhiuto quest'anno ha assunto un valore particolare. Quello che sta per finire è stato un anno intenso, segnato da numerose azioni di contrasto alla pandemia da Covid-19. Il sindaco Occhiuto ha ricordato le diverse ordinanze emesse per prevenire rischi alla cittadinanza e per fare in modo di rendere più efficienti le strutture sanitarie. Grazie al suo intervento è stato ottenuto l'ospedale militare da campo per alleggerire la pressione sul nosocomio dell'Annunziata. Nonostante tutto, la città non si è fermata, tanto che Cosenza è stata indicata tra le prime città d'Italia che ripartiranno dopo la pandemia. Ho voluto comunque proseguire la nostra azione collettiva anche per migliorare la città, anche con una sorta di attività risarcitoria, questa volta nei confronti dei giovani che hanno perso il loro tempo, che la pandemia ha sottratto loro, proprio perché i giovani vivono non solo nella loro casa, diciamo, i loro rapporti umani, ma i rapporti umani li vivono all'interno della città, nelle piazze, negli spazi liberi, nella scuola. Noi dobbiamo ancora più sentirci impegnati, proprio perché si possono risarcire le attività economiche e forse neanche ci riusciremo, però è difficilissimo risarcire un anno di tempo, di vita persa alla socialità, ai rapporti umani. Nel passato noi abbiamo portato avanti queste idee per una città
che segue queste buone pratiche con tante piazze, tanti spazi pedonali, tanti luoghi aperti, questa città dello stare insieme, come l'ho sempre chiamato, perché gli uomini vogliono stare insieme, ancora di più i giovani, e oggi ancora di più dobbiamo farlo. Il sindaco ha poi tracciato un bilancio dell'anno che sta per chiudersi e si è soffermato particolarmente sulle opere in itinere e sulle prossime attività dell'amministrazione comunale fino al completamento nel 2021 del suo mandato. Sono in addirittura d'arrivo i lavori dell'ultimo tratto di Corso Mazzini e l'installazione di altre 17 sculture. Sono già partiti i lavori per la navigabilità dei fiumi e quelli del Museo di Alarico e della Piazza Teatro, che collegherà il Ponte San Francesco al planetario. Appaltati anche i lavori della nuova piazza Belvedere, progettata da Calatrava, adiacente al planetario. Sono iniziati i lavori per la strada parallela a Via Popilia, un'opera dalla grande valenza sociale che riconnetterà al centro cittadino un quartiere considerato periferico. E poi il completamento di Viale Parco, la ciclopolitana e il Parco del Benessere. Iole Santelli mi aveva già fatto una delibera destinando le aree delle somme alla città di Cosenza e quindi slegandola, diciamo, dal cantiere metro che ha avuto le vicissitudini che tutti voi sapete. Quella delibera che aveva fatto la giunta presieduta da Iole, dopo varie procedure, diciamo, di tipo amministrativo, sarà formalizzata. Vorrei completarla quest'opera prima di andare via, proprio perché vorremmo dedicarla alla memoria di Iole. Nel prossimo servizio invece le immagini dell'ordigno bellico rinvenuto in un cantiere della statale 106. Pronti per il fuoco! 3, 2, 1, fuoco! Rinvenuti sul cantiere della statale 106 alcuni ordigni bellici inesplosi. La prefettura ha immediatamente disposto l'intervento degli artificieri dell'esercito che, coadiuvati dalla Croce Rossa Militare e scortati dai carabinieri, sono intervenuti identificando oltre 75 colpi inesplosi per cannone antiaereo tedesco da 20 mm originariamente posti durante la guerra forza a protezione dello scalo ferroviario. I militari della compagnia Genio del 21° Reggimento Guastatori di Castrovillari hanno ripulito dal fango, identificato e poi fatto brillare in sicurezza sul posto le munizioni inesplose che risultavano essere molto danneggiate e corrose. Il cantiere potrà quindi riprendere i lavori in sicurezza, confermando ancora una volta l'impegno di uomini e donne dell'esercito per la sicurezza di popolazione e territorio. Scoperti altri furbetti del cartellino in Calabria, a Caulonia nel Regino sospesi 5 dipendenti dell'INPS. Altri furbetti del cartellino, questa volta a Caulonia, nel Regino. 5 dipendenti della sede INPS sono stati sospesi dall'esercizio pubblico. I provvedimenti sono stati notificati dai carabinieri della stazione di Caulonia e della compagnia di Roccella Ionica. Le indagini sono cominciate nel gennaio 2019. I carabinieri avevano notato la presenza dei 5 dipendenti in luoghi lontani dalla sede di lavoro, impegnati a svolgere altre faccende. Diversi i luoghi in cui erano stati visti: scuole, bar, supermercati, autolavaggi. Da qui la verifica e il raffronto tra i fogli di presenza e le immagini riprese dalle telecamere installate presso gli uffici. I militari hanno così accertato che quello dei 5 dipendenti era un sistema consolidato nel tempo. In alcuni casi timbravano e uscivano, in altri casi erano alcuni loro colleghi a far risultare falsamente la presenza giornaliera. C'è un dato statistico rilevante che non riguarda solo i 5. In 6 mesi tutti gli impiegati, tranne il dirigente dell'ufficio, si sono assentati ingiustificatamente più di 900 volte per un totale di 400 ore. Per la quasi totalità dei dipendenti il GIP di Locri ha emesso la misura interdittiva della sospensione di 6 mesi. I reati contestati a tutti sono truffa e falsità ideologica. Vediamo come è chiuso oggi la borsa.
Chiusura sui massimi di giornata per le borse europee, nonostante l'andamento debole di Wall Street. Negli USA il presidente Donald Trump ha firmato oggi il piano di aiuti da 900 miliardi, secondo maggior intervento di sempre dopo quello della primavera scorsa. Tuttavia preoccupa il nuovo ceppo di coronavirus scoperto in Gran Bretagna, che ha fatto scattare il lockdown a Londra e nella parte sud-orientale del Regno Unito. Incoraggianti le parole del CEO di BioNTech, secondo cui il vaccino attuale funzionerà probabilmente anche con la nuova variante, altrimenti verrà fornito un nuovo prodotto nel giro di 6 settimane. Intanto l'UE ha bocciato la prima proposta di concessione del premier britannico Boris Johnson sui diritti di pesca, una delle principali questioni su cui persistono divergenze. In Europa è stato poi pubblicato l'Eurozone Economic Outlook, che stima una contrazione dell'attività nel quarto trimestre con PIL in calo del 2,7%. La variazione prevista per l'intero 2020 è pari a meno 7,3%, mentre è atteso un recupero nel primo e nel secondo trimestre del 2021. Così il FTSE MIB di Milano chiude il rialzo del 2%, seguito dall'Ibex 35 di Madrid a più 1,9%, il CAC 40 di Parigi a più 1,4%, il DAX di Francoforte a più 1,3% e il FTSE 100 di Londra a più 0,6%. Oltreoceano arretrano il Dow Jones a meno 0,6%, l'S&P 500 a meno 0,3% e il Nasdaq a meno 0,1%, con il listino tecnologico più vicino alla parità grazie ad Apple a più 2%, che secondo Rumors potrebbe lanciare un'auto elettrica a guida autonoma nel 2024. Sul Forex il dollaro si rafforza per il terzo giorno consecutivo, con l'euro-dollaro in calo a 1,217 e il dollaro-yen in crescita a 103,7. Tra le materie prime in calo le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 1,1% a $54 e il VTI a meno 1,4% a $47,3. Sull'obbligazionario il BTP Bund si attesta a 115 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,55%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap avanzano soprattutto Exora a più 5,2%, Azimut a più 3,9%, STM a più 3,8%, BNFCA a più 2,4% dopo il via libera della Commissione UE alla fusione con Peugeot, mentre scivola in coda al FTSE MIB Diasorin a meno 0,9%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E adesso le previsioni del tempo con il nostro meteo. Nelle prossime ore inizierà un graduale e parziale miglioramento, anche se i prossimi giorni saranno caratterizzati ancora da un'accentuata variabilità. Si alterneranno fasi soleggiate e fasi maggiori annuvolamenti, sebbene senza fenomeni di rilievo. Le temperature resteranno stazionarie al di sopra delle medie stagionali di alcuni gradi. Domani alternanza tra cielo irregolarmente nuvoloso e cielo più soleggiato. Temperature stazionarie. Domani mari poco mossi, con venti che ispireranno dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno e di direzione variabile sul Mar Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E in chiusura vi diamo i risultati delle partite giocate oggi. Iniziamo dal Crotone che batte il Parma per 2-1 nella partita della 14ª giornata della Serie A. Per quanto riguarda invece le altre squadre calabresi, pareggia la Reggina a Vicenza, il risultato è di 1-1, e anche il Cosenza in casa pareggia contro il Venezia, risultato 0-0. Ed è davvero tutto, grazie come sempre per l'attenzione, buon proseguimento di serata, arrivederci.